Nel campionato di promozione Girone A spicca un derby tutto agrigentino che ritorna dopo tanti anni. Ci riferiamo ad Empedoclina Unitas Sciacca. Entrambe provengono dalle sconfitte di domenica scorsa e loro c'è grande voglia di riscatto. Nelle fila neroverdi rientra il bomber Lococo. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Camerate di Renato Maggio farà visita alla SD Casteldaccia, mentre il Casteltermini, dopo la tonificante vittoria esterna con la Nissa, riceve il Villabane. Infine la Gattopardo, a secco di punti in questo torneo, se la vedrà tra le mura amiche con il Città di San Vito Lo Capo. Nel girone G di prima categoria si gioca la quinta giornata di andata, con le agrigentine impegnate nel seguente modo. Ravanusa in casa con il capolista Atletico Gorgonia, gara anticipata questo sabato. Atletico Favara al Bruscoleri con la gira, mentre la Libertas Racalmuto sarà impegnato a Nicosia. Per quanto riguarda le altre, il Gemini ritorna in casa con il Villarosa, mentre sarà partita ostica per Raffadali che giocherà a San Cataldo contro la locale Master Pro. Infine, in seconda categoria, girone E, occhi puntati a Cattolica Raclea, dove la locale squadra che ha ottenuto 3 punti a tavolino con il Gela, diventando capolista a punteggio pieno, ospita il Buxar. Occhi puntati anche a Montallegro, dove il locale atletico se la vedrà con l'altra agrigentina, vale a dire l'Atletico Licata. Gioca invece in casa l'Alessandria della Rocca con il Forte Acquaviva.